Parliamo dei 5 Stelle, Beppe Grillo arriva a Roma mentre il movimento è ancora in fibrillazione dopo l'abbandono di un altro parlamentare. È il 23esimo. Vediamo allora l'intervista di Claudia Mazzola a Roberto Fico. Auguri anche a voi, grazie. A distanza di una settimana Grillo torna a Roma, domani pomeriggio l'appuntamento con la stampa estera, oggi l'incontro con una parte del direttorio e alcuni parlamentari. La fase di transizione dal movimento al partito light è in corso, l'operazione non è indolore. Dal blog attacca Renzi e rilancia sull'uscita dall'euro, ma sull'addio di Currò neanche un commento. Eppure continuano insistenti le voci su una pattuglia pronta a seguire il deputato siciliano. Tommaso Currò è il 23esimo ad uscire dal movimento, sempre più i critici sostengono che ci sia un problema. Nel nostro movimento noi ci confrontiamo sempre, puntualmente, nelle numerose assemblee che facciamo, ma se poi tu addirittura vuoi entrare in un partito o appoggiare questa maggioranza e questo governo, è chiaro che tradisci il mandato e la fiducia che ti hanno dato gli elettori. Sarebbe molto più onesto intellettualmente dimettersi dal Parlamento. Dal Presidente del Consiglio c'è stato un nuovo appello alla collaborazione sul Quirinale, ci sarete? Noi ci siamo sempre, ma la cosa importante è che faremo il nostro percorso con le Quirinali. Se poi verrà fuori un nome che rappresenti e che tuteli tutti i cittadini italiani, allora potremo ragionarci. Questa mattina siete andati dal commissario anticorruzione, non temete di essere accusati di demagogia? Demagogia a noi, demagogia è chi vuole fare un pacchetto anticorruzione con un partito il cui fondatore è condannato per mafia. Noi siamo sempre pronti a lavorare, oltretutto Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, ci ha detto che il nostro pacchetto anticorruzione è il migliore e quello del governo è debole, quindi per il bene del Paese è il PD che deve lavorare con noi.